Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio: il corpo di una donna, molto probabilmente una migrante, è stato ritrovato a Punta Laimo nei pressi del faro di Lampedusa nella zona di Capo Grecale. Un uomo di 64 anni è stato accoltellato a Gela in provincia di Caltanissetta. L'aggressione si è verificata in via Aldisio nella zona di San Giacomo. A Comiso nel Ragusano un anziano è stato denunciato per lesioni e violenza ai danni di una giovane donna a causa di una lite legata al parcheggio dell'auto. Nella città di Palermo l'usura è la principale preoccupazione per le imprese del settore terziario, questo è il dato fornito da Confcommercio. Partita l'edizione 2023 del Salone dello Studente dell'Università di Catania, ha registrato un grande afflusso di studenti provenienti da tutte le scuole della Sicilia orientale. Tutti gli approfondimenti li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.